Dall'Esvaupé in Parlamento per bocca di Durnwalder la proposta che Cortina e altri comuni diventino parte del Trentino, ecco allora i se, i forse, i ma, i no e i sì di residenti e turisti. No, impossibile. Cortina è bellunese e resterà per sempre bellunese. No, preferisco che stia qua a Belluno. Cosa ne pensi dell'idea che Cortina diventi parte del Trentino? Una bella domanda, non del Trentino, del Sud Tirolo, perché hanno detto che fanno la riunione dei paesi ladini, giusto? Noi abbiamo fatto un referendum e l'abbiamo superato al 77-78%, mi dico, e si è fermato tutto l'iter e io riconfermerei l'esigenza di tornare nella nostra unione storica, perché siamo stati divisi dal Fodon dopo la prima guerra mondiale, ci sono state delle proteste e poi c'è stato addirittura questo referendum che è fermo là, è fermo al Parlamento di Roma. E insomma è un diritto secondo me. Lei indossa un costume ladino. Cosa ne pensa che in nome della riunificazione dei ladini si proponga di portare Cortina in Trentino? Penso che la Regione Veneto non ci lascerà andare via, tutto qui. Ma vorreste? Noi sì, noi vorremmo. Io la lascerei in Veneto. In Veneto, sta bene dove sta. Se è una cosa migliore, io dico di sì, se andiamo meglio. Perché no? Sarebbe una bella idea, anche perché ho sentito tanti che sarebbero contenti. Forse è meglio che non diventi trentina, che rimanga in Veneto. È strana, insomma, un cambiamento un po' strano. Ci hanno già provato una volta, non è andata bene, non penso che sia una cosa fattibile. Dipende dalle condizioni, sì, perché no? Cioè in base alla nostra storia potrebbe anche essere, potrebbe anche starci. Avevamo già fatto un referendum e avevamo votato per il sì. Ladino, ladino sì, siamo ladini. Soldi e opportunità per sistemare il paese l'hanno avute tante volte. Non credo che avere fondi cambierebbe, secondo me si metterebbero in tasca. No? Le motivazioni, quelle, ognuno può avere le sue. Su questo io so, per dirla come direbbe Galilei, come si va in cielo ma non come va il cielo. Ma secondo lei il suo gregge va più verso Belluno o va più verso Bolzano? Ma secondo me il mio gregge va a volte verso Belluno, a volte verso Bolzano. Questo è il bello dei paesi di frontiera. A secondo di dove si è, si tenderebbe a preferire dove si è stati.